Il 20 giugno prossimo dalle ore 10 in poi la USB Lavoro del Coordinamento Nazionale Trasporti Pubblico Locale e Privato terrà un presidio presso il Comune di Agrigento. L'iniziativa riguarda tutta una serie di criticità rilevate sui trasporti pubblici gestiti dalla società TUA, disservizi che a secondo il sindacato non garantiscono servizi efficienti, dignitosi e accessibili a tutti, il cui protrarsi si ripercuote su una situazione già di per sé difficile e che da anni sta affliggendo i trasporti pubblici del nostro territorio. Per nulla incisivi, se non proprio insufficienti, i provvedimenti sinora intrapresi per i trasporti pubblici agrigentini e attraverso i quali si sarebbero dovuto sanare tutta una serie di criticità e violazioni contrattuali, tra l'altro ammesse dalla stessa amministrazione in sede di Consiglio Comunale, che non permettono di garantire il diritto alla mobilità ai cittadini e le necessarie tutele ai lavoratori. Ma ciò che ci preoccupa maggiormente, afferma il sindacato trasporti, è il silenzio assordante dell'amministrazione Miccichè, che è ancora sordo alla nostra missiva inviata lo scorso 22 marzo, forse perché troppo impegnata in altre faccende, piuttosto che rispondere alle giuste e doverose istanze poste dalla nostra organizzazione sindacale in merito a un servizio pubblico come quello dei trasporti pubblici di Agrigento, che si ricorda essere un servizio essenziale che garantisce il diritto alla mobilità dei cittadini. Pertanto l'appuntamento è per il prossimo 20 giugno con un presidio presso la sede municipale.